fondativo della nostra Repubblica, simbolo della conquista della libertà contro l'oppressione e la violenza, dell'impegno corale di un popolo che ha saputo rialzarsi e costruire sulle macerie della guerra un futuro di pace e democrazia. Quest'anno, tuttavia, il nostro momento di memoria e gratitudine si accompagna al dolore per la scomparsa del Santo Padre. Nel rispetto del lutto che colpisce profondamente la nostra comunità, intendiamo oggi unire il ricordo della liberazione con la riflessione sulla testimonianza del Pontefice, un uomo che ha sempre difeso i diritti umani, la dignità della persona, la giustizia sociale, principi che sono anche alla base della nostra Costituzione. In questa giornata la memoria si unisce alla responsabilità. Ricordiamo il sacrificio di quanti partigiani, civili, militari contribuirono all'inizio di una nuova era per il nostro Paese, un'era di speranza, di rinascita e democrazia. Anche Agrigento e la sua provincia hanno scritto pagine importanti in questa storia. Penso a Giovanni Guarina Melia, sindaco che si distinse per il suo impegno democratico, spendendosi nelle sue battaglie in favore delle classi menaggiate e in difesa dei contadini e dei disoccupati. Oggi lo ricordiamo come colui che riuscì a realizzare diverse opere pubbliche, tra cui l'acquedotto Tre Sorgenti, che approvvigionava e continua tutt'oggi a rifornire la popolazione di acqua potabile. Pensa ad Accursio Miraglia, sindacalista saccense, ucciso dalla mafia per le sue battaglie in favore dei contadini e dei diritti. Penso a tutte le donne e gli uomini della nostra terra che con coraggio scelsero da che parte stare, spesso pagando un prezzo altissimo. Ma anche desidero citare e ricordare un episodio poco noto, custodito negli archivi della memoria locale. Nel 1944, mentre l'Italia era ancora divisa, un gruppo di contadini di Naro, pur affamati e provati, nascose e protesse alcuni prigionieri alleati fuggiti, sfidando il rischio della fucilazione. Non lo fecero per ideologia, ma per un profondo senso di umanità e di giustizia. Ma oggi è giusto guardare anche al presente e al futuro. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, rappresenta un segnale importante. Una città che caparbiamente intende trasformare la sua identità millenaria in un progetto di rinascita culturale e sociale. Un luogo dove la bellezza si intreccia con l'impegno civile e dove la cultura può essere, oggi come ieri, uno strumento di libertà. In una provincia come la nostra, posta al cuore del Mediterraneo, i valori della resistenza si traducono anche nell'accoglienza, nella solidarietà, nella lotta contro ogni forma di odio, razzismo e discriminazione. Chi lavora per la giustizia sociale, per l'integrazione, per contrastare la criminalità organizzata, il degrado culturale, è oggi erede di quella stessa spinta ideale che animò i protagonisti della liberazione. Lo vediamo nel lavoro quotidiano delle forze dell'ordine, nel sacrificio dei magistrati, operatori sociali, volontari, insegnanti. Lo vediamo nei giovani che si impegnano nelle scuole, nel volontariato, nei progetti di cittadinanza attiva. Lo vediamo ogni volta che qualcuno sceglie di non voltarsi dall'altra parte. A voi giovani presenti oggi rivolgo un appello sentito. Fate vostra questa memoria, ma rendetela viva. Coltivate il senso critico, difendete i vostri valori costituzionali, rifiutate l'indifferenza. La libertà è vostra, ma non è mai scontata. Concludo con un sentimento di profonda gratitudine per chi ha consegnato questo Paese libero e democratico e con un rinnovato impegno a custodire e trasmettere quei valori che il 25 aprile rappresenta. Grazie.